Per quanto riguarda la scadenza al 31 marzo per poter essere inseriti come richiesta al Ministero dell'Istruzione, questo che cosa ne Allora, pensa? intanto non è vero che non si può aprire l'asilo Merello senza aver fatto questa domanda, ok? Perché l'asilo Merello può aprire comunque. Questa domanda però va fatta per ottenere la parità ed avere i contributi regionali una volta che fosse aperto a settembre di quest'anno l'asilo Merello, cosa che io parlando con i consiglieri ho detto ma scusate, non possiamo pensare di aprire un asilo a settembre senza avere i bambini, senza avere personale, avendo tutti questi debiti, le utenze chiuse. Loro volevano farmi firmare una semplice lettera senza mettere tutto quello che era obbligatorio mettere. Io ho detto no, se mi portate tutti gli allegati che ci vogliono e che non è possibile avere perché noi non abbiamo più personale, lì ci voleva personale docente, ci voleva il POF, il piano educativo, tante cose, ho detto se me la portate completa allora la firmo. Invece mi hanno portato una letterina nella quale io dovrei impegnarmi a fornire dopo tutti questi documenti e incontro anche delle spese, e io non firmo un documento se non è perfetto e completo. Lei teme una possibile procedura di commissariamento ora da parte della Regione? Io ho già messo negli ultimi ordini del giorno anche l'eventualità di chiedere una procedura di commissariamento, cioè una liquidazione, proprio perché vedevo che non si riusciva ad avere un risultato nemmeno con questi 3 nuovi surrogati. Io facevo conto sul fatto che magari avessero un buon rapporto con il sindaco e tirassero fuori delle soluzioni. Così non è stato, anzi hanno impedito a me e Giorgis di formulare come CDA del Merello delle soluzioni che potevano essere a vantaggio del Merello, quella di vendere il campo sportivo perché si può vendere, abbiamo un parere di un legale chiesto apposta e a nostre spese da me e da Giorgis, e potevamo anche offrire in locazione l'affitto per metterci la scuola, ci sta tutta la scuola Teramo-Piaggio intesa come elementare, e non ci sarebbero le classi medie, però si poteva allocare un modulo abitativo lì di fianco e avere servizio mensa dentro, avere i bagni, avere tutto quanto. Loro ci hanno impedito, anzi nell'ultimo CDA si sono alzati, se ne sono andati, non hanno più voluto deliberare niente.